Eccoci qua, rieccoci insieme e vi presento subito la nostra interlocutrice, la nostra graditissima ospite che è con noi collegata, la dottoressa Giuliana Guadagnini, psicoterapeuta, sessuologa, psicologa giuridica, anzi psicologo giuridico, insomma vediamo poi i termini. Grazie di essere qui con noi, dottoressa. Allora, la sua presenza è particolarmente significativa, sia come esperienza di psicologo giuridico, perché fa delle CTU, cioè delle perizie per i tribunali, quindi analizza dei casi anche in modo molto dettagliato, dove servono anche elementi probatori significativi e importanti, e noi abbiamo dei casi recenti, purtroppo ce ne sono anche tanti a livello nazionale, ma anche nel territorio padovano e veneto in particolare, di giovani coinvolti in misfatti anche molto gravi, non del tutto comprensibili. Poi per carità ci sono le indagini, faranno il loro corso, si arriverà anche a una definizione completa, però il fatto è che siano coinvolti dei giovani in atti gravi con degli esiti, nelle fattispecie specifiche, anche mortali o di lesioni da parte di questi giovani, oppure che i giovani stessi siano artefici di atti violenti nei confronti dei propri coetanei o di altri ragazzi, insomma è una cosa che è sempre più frequente. Ci sono delle bande, delle microbande o bande più o meno grandi che si riuniscono in alcune città, che stanno commettendo degli atti gravissimi. E che cosa si può dire a questo proposito? Dove sta il principio di tutto? Io dico sempre, andiamo a capire l'inizio, non partiamo dal fatto che c'è stato il lockdown, poverini, perché se no non ne usciamo vive. Lei infatti concorda con noi su questo principio. Esatto. Nel senso che purtroppo io penso che l'inizio di tutto ciò sia radicato nel rapporto genitoriale, nell'educazione che hanno avuto nel tempo, nella coerenza genitoriale, mi viene da dire, proprio nella loro educazione, nel stare vicino da parte di questi genitori ai loro figli, di alcune famiglie che purtroppo per una varia serie di problematiche personali magari ha delegato ad agenti esterni come ad esempio la scuola o dei centri educativi eccetera. Sicuramente il lockdown ha una grossa parte in questo disagio, però non è tutto lì. Sicuramente c'è stata una compressione esagerata, esasperata, vissuta da loro, che adesso stanno esplodendo, però assolutamente non è solo la colpa del lockdown come viene detto. Diciamo che forse è un alibi, si può dire vero per alcuni aspetti, però non dobbiamo neanche dare sempre la colpa al Covid, alla pandemia, perché se noi adulti non abbiamo pensato per tempo a tante situazioni che potevano implodere od esplodere rispettivamente a bambini e a ragazzi, non abbiamo messo in atto nulla, non abbiamo creato spazi di aggregazione sana, spazi interessanti per loro, luoghi dove potessero ritrovarsi, essere se stessi, o degli spazi di incontro dove poterli anche ascoltare e che ci potessero dire quali erano secondo loro i loro bisogni, le loro aspettative, cos'è che si stavano aspettando in quel momento e invece non è stato dato. E poi c'è sicuramente il problema dell'economia, anche riguardo al lavoro, riguardo al futuro. Certi si sentono veramente smarriti. Ecco dottoressa, questo aspetto di dialogo con i genitori, alcuni genitori dicono io parlo molto con i miei figli e forse è il modo in cui i genitori si rapportano, no? Abbiamo una generazione di genitori che non fa propriamente il genitore, tende a fare un po' anche l'amico. E forse i figli non hanno bisogno tanto di amici, ne hanno tantissimi veramente, queste cose non mancano rispetto a un tempo, ma hanno bisogno di figure autorevoli e anche autoritarie a volte. Manca l'autorità che venga rispettata, non riconoscono anzi proprio l'autorità e a volte in alcuni insegnanti, docenti che incontrano lungo il loro cammino, che sono anche autorevoli ma anche autoritari, hanno un riconoscimento maggiore e anche di stima da parte di questi giovani, cosa che lascia anche perplessi. E qua mi allaccio a un altro discorso, chiedo dopo a lei l'approfondimento. Ci sono delle figure anche della storia, del passato, o figure che circolano, che sono autoritarie, anche non in modo corretto,
e che riscuotono consenso da parte di questi giovani. La cosa lascia anche in certi casi perplessi, perché dicono: ma com'è possibile? Persone che si comportano in un certo modo e tu le guardi con stima, con ammirazione, con stupore, e non vogliono neanche ammetterlo, ma di fatto è così. I famosi capibanda, poi nei gruppi, eccetera. Cosa sta succedendo? Allora, la riflessione è molto ampia. Partirei sicuramente, così continuiamo, mi riallaccio a quello che mi ha chiesto rispetto ai genitori. Allora, genitori amici, purtroppo sì, genitori che delegano anche, genitori che potenziano le aspettative irraggiungibili, realizzabili magari dei loro ragazzi, proiettando quello che loro non sono riusciti magari a realizzare nelle loro vite. Magari genitori che dicono di parlare con i figli, ma magari non li ascoltano, genitori che stressano i loro figli quando sono silenti e magari hanno solo bisogno invece di qualcuno che gli stia accanto in silenzio. Perché certe volte manca questo, ci sono dei genitori che riempiono i silenzi dei loro figli, per cui non riescono a raggiungerli nel loro intimo e ripetono più o meno sempre le stesse cose e sono i soliti adulti noiosi. Poi ci sono quei genitori che diciamo che riescono a condividere delle pratiche con i loro figli, fare dello sport, creare qualcosa, ma questo si è coltivato di certo da quando erano bambini, non è una cosa che è arrivata così d'emblée adesso che questi sono adolescenti e hanno dei problemi, perché se non hanno imparato a parlare prima, di certo adesso è difficile riprendere i rapporti e bisogna valutare questo. L'altra cosa, hanno tanti amici. Allora, in teoria, perché io sento tantissimi ragazzi che hanno tantissimi contatti sui social, tantissime persone che conoscono nel mondo reale, ma pochissime persone che sono veri amici, nel senso che non riescono a confidarsi con loro, anzi temono quasi di essere giudicati, di essere presi in giro, di avere idee così diverse dagli altri, per cui magari temono di essere bullizzati, hanno paura a esprimere le loro opinioni perché magari sono una minoranza all'interno del gruppo di coetanei che frequentano, e certi invece che migrano da un gruppo all'altro alla ricerca proprio di un'identità, perché la loro identità è frammentata. Poi rispetto a sì, quello che diceva lei, condivido, ci sono delle persone che si ispirano a personaggi storici piuttosto che ad altri, ma c'è proprio una cultura fatta di fake, tante volte, fornita dalla rete, e si appellano a una frase piuttosto che a un aforisma, piuttosto che a uno slogan, magari non conoscendo i fatti storici che stanno intorno a questo fatto, a questo personaggio, ma solo perché l'hanno sentito, solo perché fa moda, solo perché è trasgressivo. Lo fanno con i personaggi storici, lo fanno anche con i loro cantanti, con i loro miti attuali, anche se diciamo evidenziano e eleggono ad idoli dei personaggi che magari hanno dei contenuti davvero discutibili. Ecco, lei prima ha accennato al discorso di essere bullizzati, dopo analizziamo anche altri aspetti che ha sottolineato che sono molto interessanti. Molte volte ai genitori sfugge questo aspetto, forse non appare in tutta la sua gravità, perché vengono dalla generazione dove più o meno tanti, insomma, da giovani sono stati, tra virgolette, bullizzati, oggetti di derisione, di presa in giro, poi tutti si sopravvive, si va avanti, resta un ricordo relativo a un'età di passaggio, a certe situazioni che si possono aver vissuto. Ma perché adesso invece questo fatto assume un'emergenza e una gravità importante? Cioè, che cosa sta succedendo? Allora, prima come ora, chi purtroppo è vittima di bullismo aveva vergogna, soltanto che adesso si sente parlarne. Prima era un qualcosa che veniva trattenuto a livello intimo, forse a livello familiare. Adesso è un concetto un po' sdoganato da alcune famiglie e le persone cercano, se non altro i genitori, di stare intorno ai loro figli quando vedono qualcosa che non va.
Il problema è che l'età adolescenziale dà dei sintomi, diciamo, standard, come un ritiro sociale, perché qualcuno si isola, qualcuno sta troppo fuori, qualcuno va benissimo a scuola, qualcuno non ha più voglia di studiare, per cui ci sono se vogliamo, un contorno di situazioni e di comportamenti che non fanno sempre subito pensare al genitore c'è un problema. E c'è la panacea dell'etichetta dell'adolescenza, per cui se uno si comporta in modo strano è perché è adolescente, non c'è altro. Mentre quei genitori che si soffermano a parlare o a fare rete con altri genitori o a parlare con gli amici dei loro figli o con i genitori di questi amici, se hanno qualcuno, con i docenti, magari captano qualcosa in più. O magari se con i loro figli parlano di fatti di cronaca, purtroppo recentemente ne abbiamo un bel carnet a livello nazionale, e sentono cosa provano i loro figli e cercano magari di dire ai loro figli: se tu ti fossi trovato in questa situazione, cosa avresti fatto? Esatto, e questa è la chiave. Questa è molto bella, questa cosa che lei ha detto, infatti lei, questa chiave d'accesso che ha tirato fuori, magari anche banale, però secondo me non lo è proprio il classico uovo di Colombo, esatto, infatti l'uovo di Colombo, però cioè, commentare insieme o vedere che reazione può avere il proprio figlio o figlia davanti a un fatto di cronaca. Che cosa potrebbe succedere? Che non voglia affrontare la questione, che glissi, quindi quali comportamenti bisogna prestare attenzione, a quali atteggiamenti? Potrebbe succedere di tutto, nel senso che potrebbe addirittura dire: che noia, non mi interessa, non mi riguarda, però l'importante è condividere un contenuto insieme a loro, perché abbiamo seminato, facciamo vedere che siamo aperti, che siamo disponibili, che vogliamo attivare un dialogo su qualsiasi tematica, che non è che quello che diciamo noi è legge, è sicuramente corretto, ma abbiamo bisogno anche, proprio bisogno, per dare valore alla loro opinione o a quello che sentono, perché per loro è assolutamente importante e molti adulti dovrebbero ricordarsi quanto era importante per loro essere riconosciuti a loro tempo. E questa è la cosa. Se quella volta non hanno voglia di parlare magari di quell'argomento, ce ne sarà un altro, ma sanno che non siamo dei rompi e non siamo lì a dare i nostri messaggi precostituiti. Tra l'altro io faccio, ma consiglio anche ad altri colleghi e agli istituti scolastici, di fare degli incontri su alcune tematiche per i figli, ma poi alla sera per i genitori. È vero che i genitori, lo dicevamo anche prima, non sempre purtroppo partecipano, si mettono in gioco, però è un modo di fare circolare le informazioni, è un modo di fare circolare quello che è la verità che sta accadendo, perché nascondersi dietro il solito dito o dire a casa mia non succede, non è sempre purtroppo così. Vero, magari non succedesse, tante volte succede a casa anche di persone assolutamente insospettabili. Chiaro. Un'altra ritrosia, scusi, no, prego, assolutamente. Che vedo nei genitori è che tante volte temono di sentirsi giudicati come genitori e magari temono di dover mettersi in gioco. È importante che i genitori sappiano che non esiste il genitore perfetto, il genitore nato e imparato, ma dal confronto, dalla consapevolezza nascono tante idee, tanti spunti e si fa rete positiva, concreta. Ecco, ma può essere che magari un genitore abbia bisogno di un supporto, che non riesca a reggere il peso anche di un ruolo, in cui gli si chiede veramente alla fin fine di tanti aspetti da valutare e non si senta all'altezza di affrontare certe situazioni, cioè gli precipita tutto addosso e magari non ha come genitore stesso una personalità strutturata per fare il genitore, perché non è, come diceva lei, non si nasce imparati. Allora, probabilmente ci sono dei genitori che hanno delle difficoltà, insomma, siamo umani, però l'importante è ammetterlo, avere l'umiltà e la coscienza di dire è vero, ho un problema, rivolgersi a degli esperti, degli psicoterapeuti, degli psicologi scolastici, degli educatori che sono sul territorio, anche confrontarsi con altri genitori o con i docenti e trovare insieme a loro una chiave di volta.
per entrare in comunicazione con i propri figli, ma anche per trovare anche un orizzonte su cui lavorare. Torniamo sul discorso che diventa anche importante del ruolo, appunto, cosa fanno i genitori, anche qui punizioni, premi, diciamo sanzioni e premialità. Nell'educazione non sempre così, molti ragazzi, molti giovani si trovano tante volte in posizioni di vantaggio perché usano l'arma morale del ricatto nei confronti dei propri genitori, che si sentono in colpa per non aver fatto chissà cosa nei loro confronti, non aver dedicato il tempo opportuno, perché poi tante volte è una questione anche di tempo che manca, e questo però alla fine va a discapito del rapporto e della relazione educativa nei confronti dei propri figli. Certo, giustissimo. Allora, il consiglio che si può dare in questo senso è che i genitori intanto devono condividere la modalità educativa, il mood educativo, sia che siano genitori all'interno della stessa famiglia, sia che sia una famiglia allargata, perché bisogna condividere il mood ed essere coerenti anche nel proporre quello che si va a proporre. Dal momento che un genitore dice ti ritiro il telefono, ad esempio, non è che l'altro genitore dopo mezz'ora glielo restituisce perché il figlio è lì che dice dammi il telefono, oppure dai, io voglio uscire, se tu non ti faccio pena, dopo faccio il bravo, poi si mettono a piangere. Ho visto video proprio pazzeschi di genitori che, come diceva giustamente lei, sono quasi ricattati moralmente dai loro figli, ma sono ricatti che poi vanno a essere controproducenti a livello educativo, perché ci dispiace sicuramente come adulti quando vediamo la sofferenza, però cerchiamo anche di far rispettare, lo dicevamo prima, ciascuno ha il suo ruolo, ovvero io sono un genitore, ti spiego cosa sta accadendo, ti spiego perché quello che hai fatto non è corretto e ad ogni comportamento c'è una conseguenza. Siamo nel mondo reale, vero? C'è anche nel mondo virtuale la conseguenza che se non giochi bene perdi dei bonus o vieni eliminato dal gioco, c'è anche nel mondo reale, succedono le cose. Bisogna fare un corretto esame di realtà e rimanere coerenti, obiettivi ed oggettivi, perché solo così potremo essere genitori efficaci e avere un dialogo con loro in uno scambio e attivare magari dei patti di corresponsabilità, perché da cosa poi nasce cosa. Corresponsabilità cosa vuol dire in questo senso, da questo punto di vista? Vuol dire che se noi diamo un telefono ai nostri figli, ad esempio, che è l'esempio quello più noto, vero? Io metto un oggetto che ha un costo e ha delle potenzialità in mano a un ragazzo minorenne. Tra l'altro le SIM sappiamo che sono per lo più intestate ai genitori. Se il ragazzo utilizza il telefono fuori da un certo orario, inizia ad andare male a scuola perché passa la notte con i videogiochi, eccetera, oppure chatta con messaggi anche a sfondo sessuale con chissà chi, diciamo che commette degli illeciti. Noi abbiamo dato la responsabilità, dando questo oggetto a un soggetto che purtroppo non sta dimostrando una consapevolezza, una capacità di gestire, e magari non ci vuole dare il PIN tante volte. Sì. E queste sono le battaglie che devono fare, vero, i genitori. Per cui attiviamo un patto, io ti do se tu mi dai, e dimostri di meritare la fiducia, che è un'altra cosa che va meritata da entrambe le parti, vero? Perché i ragazzi devono meritare quella dei genitori, ma anche i genitori devono essere coerenti e meritare quella dei loro figli. Ecco, alcune volte parlando con genitori di ragazzi che hanno dei problemi, comunque dopo vedremo anche quali possono essere le problematiche che vanno ad affrontare, che sono nuove rispetto al passato, anche questo un punto di domanda, lei ci spiegherà sì o no, hanno il timore di arrivare al fatto che il ragazzo possa fare un gesto estremo. Questa è una questione estremamente ricorrente, un po' perché i ragazzi lo usano forse anche come ricatto, mi ammazzo, faccio chissà cosa, un po' perché poi queste questioni succedono. E io ho parlato anche con dei genitori, sono rimasta un po' allibita, che dicono ma io ho paura anche che faccia qualcosa
a me, in momenti di furia allucinata, perché poi queste cose le leggi, succedono, siamo arrivati veramente alla pazzia più totale. Le lancio appunto questa provocazione, possiamo parlarne in modo diffuso dopo la pubblicità, se le va bene, no? Quindi un attimo così, allora pochi secondi, pubblicità e poi affrontiamo questi temi, ricatto tra poco.